Me ne restavo immobile vicino alla finestra, il traffico adriatico ed il rumore di una mosca mi collavano e mi stordivano. Una vita fatta di parentesi, di apostrofi mancati e scene tagliate da film diversi. Ora immaginare il giorno in cui ce ne andremo altrove, magari non tanto più là, o chissà dove. Benvenu ci ha raccolti dopo 2 anni durante i quali, usciti esaltati dall'esperienza di Musicultura, abbiamo portato la nostra musica letteralmente a tutti, anche a chi non la voleva sentire, proprio dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno. E tornati stanchi a casa ci siamo accorti di aver perso un po' il senso di quello che facevamo, cioè suonare per suonare come parlarsi addosso. E ad un concerto, un secret show, casualmente abbiamo aperto Benvenu. È stato un concerto epifanico per tutti, c'è chi si è perso le chiavi di casa, chi è diventato campione di lancio dei coriandoli, io ho trovato una moglie. Benvenu ci ha portati in una sala prove e ci ha detti vi insegno di nuovo il motivo per il quale uno teoricamente farebbe musica, perché ce l'eravamo un po' scordato, ed è cambiarvi l'umore, perché fondamentalmente la gente accende l'autoradio o mette su un CD perché vorrebbe invertire quella serie di colori che da casa al lavoro, dal lavoro alla casa ti ammorbano un po'.